la sicurezza partecipata per me è una roba di destra, non è una roba di sinistra, e quindi no, lo dico perché abbiamo una legge regionale scritta dalla Lega, esatto, cioè, è di Roberti. di Roberti, quindi cioè, è paradossale che la prima città di centrosinistra, cioè l'unica capoluogo di centrosinistra, attui come unico capoluogo la sicurezza partecipata che nessuno degli altri sindaci di centrodestra ha mai realizzato. Quindi per me questo è un paradosso, è una contraddizione in termini, e quindi non sarò mai una sostenitrice di questa operazione. Sono convinta che la sicurezza urbana si garantisce con la sicurezza sociale e con le forze dell'ordine. Lasciamola fare alle forze dell'ordine. No, allora, diciamo, come è stata strutturata, l'ho sempre criticata da questa amministrazione, l'ho sempre un po' criticata anche io. So di aver fatto arrabbiare moltissimo a suo tempo l'assessore che c'era, cioè l'assessore Venanzi, e poi dopo comunque l'assessore Tofano, con la quale non riesco a trovare nessun tipo di feeling, perché insomma no, non ci prendiamo proprio, e vabbè, ma non importa, nel senso che ho detto che mi sembrano un pochino le ronde, le vecchie ronde, sia mai, no, voglio dire che insomma richiamare questo termine. Sì, diciamo, aspetto di vedere, per ora mi sembra veramente solamente un passaggio di natura burocratica.